Bentrovati amici su Studio 90 Italia, ci occupiamo di artisti in vetrina e quest'oggi parliamo di un argomento molto importante e molto forte con una band milanese. Abbiamo il portavoce nonché il cantante Maurizio Camuti, loro sono i Fuoricentro, parliamo di Pia Contessa, però prima conosciamo un po' meglio i Fuoricentro. Intanto benvenuto Maurizio, ciao! Ciao Paola, grazie mille, grazie per avermi contattato. Sì, sono il cantante di Fuoricentro, di band milanese come dicevi per l'appunto. Senti Maurizio, parliamo di questo progetto. Intanto voi suonate insieme da tantissimo tempo, avete fatto un bel po' di locali, ma in questa occasione nello specifico state puntando molto su un argomento molto forte, l'omofobia. Sì, noi abbiamo trattato questo tema con tutti i rischi del caso, nel senso che parlare di omofobia diciamo è comunque andare a toccare un tema alquanto delicato, alquanto forte. Ne abbiamo parlato in maniera totalmente ironica, assolutamente ironica, sia si intuisce dal testo del brano che dal video del brano stesso, in cui proprio si capisce qual è l'intento. Ne parliamo in una chiave totalmente diversa, ovvero descriviamo quella che potrebbe essere la storia di un omofobo che di fatto, di giorno discrimina, punta il dito contro chi è diverso, ma di fatto appena può va a ricercare per l'appunto la diversità. Ecco, si parlava di una sorta di carnefice, per come esprimete voi, che è vittima di se stesso e che è costretto a manifestare le proprie pulsioni in gran segreto. Ma pensi che ancora oggi sia così o c'è più libertà? Ma io penso che tuttora, soprattutto in Italia, ci sia ancora di fatto questo problema. È vero che c'è molta più emancipazione rispetto al passato, ma è anche vero che il problema di fatto persiste. I giornali ne parlano. Tanto che tempo fa leggevo anche che la Monica Cirinnà, colei che si è spesa per dar vita alle unioni civili, vorrebbe portare un disegno di legge in Parlamento proprio contro l'omofobia, quindi di fatto il problema esiste tuttora. È un problema più che altro legato alla cultura molto tradizionalista, che in Italia comunque è molto presente, quindi di fatto vittima di se stesso, vittima della propria cultura, carnefice, perché di fatto punta il dito e accusa quelle persone che in qualche modo desidera, quindi c'è una sorta di invidia in fondo. Perché Pia Contessa? Pia Contessa perché volevamo dare, cioè io volevo dare una sorta di importanza legando al nome Pia, che richiama un po' un personaggio puro, intoccabile, un po' casto. Volevo abbinare anche il senso nobiliare, ovvero qualcosa di più altezzoso, ecco, la contessa, vista in questo senso? Esatto, una sorta di superiorità. Senti, invece quali sono adesso i progetti dei Fuoricentro? Cosa state organizzando? Immagino dei live, state facendo un po' di giri? Noi non abbiamo ancora ufficializzato le prossime date. Siamo in ballo col terzo singolo, il terzo video che a breve ufficializzeremo e prossimamente anche tramite i nostri social, quindi Fuoricentro, la pagina Facebook e il nostro sito internet www.fuoricentroofficial.com, faremo conoscere per l'appunto prossimamente tutti i nostri appuntamenti. Siamo in procinto di concludere e promuovere un terzo singolo che però diciamo ancora manteniamo segreto. Ecco, ma infatti ti stavo per chiedere, seguirete un po' questa linea o immagino vi occuperete anche di altri argomenti?
Sì, sicuramente, cioè questa è stata una parentesi legata ad un singolo legato all'omofobia, che di fatto è un grosso problema culturale che potrebbe in parallelo comunque essere esteso a tutte le fobie in generale, tutto ciò che è differente, tutto ciò che è diverso. Noi abbiamo trattato il tema dell'omofobia, ma ci sarebbero tanti altri temi da trattare. Non basterebbe un album, immagino. Noi abbiamo fatto una parentesi con l'omofobia, ora continuiamo con il nostro percorso artistico, parleremo di altro ma non più di omofobia. Io Maurizio ti ringrazio, vorrei salutare anche gli altri componenti, Roberto, Arru, pensaci te insomma. Sì, Edoardo Palladino, Max Martorana e Giuseppe Di Stefano. Grazie a voi per avermi contattato e speriamo di risentirci presto. E voi avete ricevuto il plauso anche dall'Arcigay, che ha messo in luce questo vostro singolo con queste sonorità rock anni 70, con questo elettropop anni 80. Io vi auguro buona musica, ci risentiamo presto e grazie, ciao! Ciao Paola, grazie mille, ciao!